Pigiami, mutande, reggiseni, accessori beauty, tutto quanto. Aspettavamo da tanto, tanto. io e lei. Da quanto tempo è qui in Cuba? Da poco. Ah, molto poco, non è, saranno 10 minuti, Neanche, forse anche sì. meno. Sì, Forse- sì. sì, abbastanza, dai, è Abbastanza, fluido, dai. Pensavo di tornare indietro, invece dai, si va. Una coda lunga ma scorrevole, con tanta curiosità soprattutto, per il primo giorno d'apertura del nuovo punto Primark nel centro commerciale La Nave de Vero a Marghera. Non appena aperte le porte, decine di persone si sono fiondate nell'attesa di poter entrare, approfittandone anche per trascorrere del tempo con chi non vedevano da un po'. Non ci vedevamo da un po' di tempo, l'occasione abbiamo scelto di venire qui proprio per l'apertura. E lei cosa ha acquistato? Cose per i miei figli principalmente, pigiami, calzini, magliette in tema dei personaggi che loro preferiscono. Che è una giornata un po' così particolare, dai. Ho sempre sentito parlare e allora questa mattina sono venuta a vedere cosa c'è di strano, insomma. Si tratta del secondo punto in Veneto che, oltre a essere atteso da una vasta fascia di popolazione, perché il brand accontenta molti gusti, ha creato anche nuovi posti di lavoro. Per questo punto vendita abbiamo ricevuto oltre 3.000 curriculum e abbiamo nel team nuovi 150 colleghi, 80% di loro sono donne, un bel dato 30 di loro sono alla prima esperienza lavorativa, il più giovane collega ha 18 anni e il più maturo 58, quindi tante belle notizie. Anche il team manageriale, il 90% del nostro team manageriale proviene da crescita interne, incluso lo store manager.